Grande Inter, peccato per il risultato perché il primo tempo è stata una grande Inter fino al secondo tempo e poi quando è entrato Vidal ha cambiato la partita del Barcellona. Comunque primo tempo che Inter meritava almeno il doppio vantaggio. Dopo un gran gol di Lautaro Martinez nei primi minuti, l'Inter è andata vicino altre 2 o 3 volte vicino al gol con Lautaro Martinez, con Barella. Voglio veramente sfortunata l'Inter che non è riuscita a centrare lo specchio della porta. Veramente c'è mancato poco, ha avuto sfortuna, un po' per la sfortuna, un po' per diciamo la fretta di andare a tirare in porta. Magari nell'ultimo passaggio, nella finalizzazione, l'Inter ha sbagliato qualcosa nel primo tempo e poi lo paga nel secondo tempo perché quando hai le occasioni e non le concretizzi, alla fine quelle occasioni che hai sbagliato possono prendere un'altra piega, la partita può cambiare perché a te, se te a favore tuo c'hai quelle 3-4 occasioni e non riesci a raddoppiare la partita, dopo voglio quando c'hai un Barcellona contro, alla prima te la può buttare dentro. Nel secondo tempo, dopo il cambio che è avvenuto di Busquets con Vidal, entra Vidal e il Barcellona totalmente un'altra squadra. Barcellona che prende vita e Barcellona che firma il pareggio dell'1-1 con Luis Suarez su assist proprio di Vidal. Voglio, che gol di Suarez, bellissimo il gol di Suarez che poi vabbè, raga, cioè il Barcellona trova anche nel finale il 2-1 sempre con un gran controllo di Suarez e un altro grandissimo gol, ma l'Inter che non meritava questa sconfitta per come aveva approcciato alla partita, per come l'aveva giocata per 90 minuti. Diciamo secondo tempo sì, meglio il Barcellona dopo il cambio, ma l'Inter almeno secondo me almeno per 50-60 minuti ha fatto la partita. Secondo me ha giocato, ha avuto più occasioni, non è che abbia fatto la partita, però ha avuto più occasioni rispetto al Barcellona e secondo me quando meno il pareggio lo meritava, non meritava questa sconfitta. Comunque gli interisti possono essere orgogliosi di questo risultato anche se è una sconfitta, ma possono uscire dal Camp Nou, anche l'Inter, anche la stessa Inter può uscire dal Camp Nou a testa alta con un risultato sì che non è a favore perché comunque l'Inter resta a 0 punti nel girone, nel proprio girone, ma se gioca se fa la stessa prestazione secondo me che ha fatto al Camp Nou col Barcellona può vincere anche col Borussia Dortmund, la può vincere anche giocando lì a Dortmund secondo me, perché ha tutte le carte in regola per farlo, per poterlo fare, perché vedendo l'Inter di questa sera, Barella tutto campo, che dobbiamo dire dell'attacco, Lautaro che difendeva la palla, andava in profondità, Sanchez con Lautaro si trovavano a memoria, lo stesso Sensi che ha fatto un'altra grande prestazione, Barella su tutti, è il migliore in campo secondo me, ma comunque tutta l'Inter ha fatto una buona prestazione. Peccato sul finale che ha preso il 2-1 su una brutta uscita in marcatura secondo me di Godin che si è fatto saltare proprio da Suarez contro uno e là Suarez non le sbaglia quei gol, difficilmente sbaglia. Niente, mi dispiace per questa sconfitta, comunque sono sicuro che l'Inter si rifarà alla prossima partita, ne sono certo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il canale di Napuliello87 ed iscrivetevi al canale di Napuliello. Buonanotte a tutti amici, da Napuliello87 e forza Napalessa!